Cari lettori di Matto Scacco, oggi vi volevo presentare questo finale partita. Come puoi notare i pezzi sono pari, il bianco è un alfiere campochiaro e il nero è un alfiere camposcuro. La quantità di pezzi sulla scacchiera è la stessa, tranne che il bianco ha un pedone in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contro i 5 del nero. Si sa che un pedone in più nel finale vale tantissimo, quindi dobbiamo cercare di capire quale strategia adottare se noi fossimo il bianco per riuscire ad andare a promozione, quindi cercare di vincere la partita. La tattica ovviamente risiede nel cercare di spostare il re nella parte dove c'è il pedone passato, ovvero quel pedone che non incontra altri pedoni nelle case adiacenti, quindi può andare a promozione facilmente. Quindi cerchiamo di capire come ha giocato il bianco per portare il re in quella zona. Allora, torre di 1, la torre si posiziona su una buona colonna, ma soprattutto con l'idea di giocare torre di 3 e attivarla attraverso F3. Da F3 potrà attaccare su F7 grazie all'alfiere. Quindi torre di 1. Ora anche il nero deve cercare di attaccare e di creare qualche minaccia. Quindi che cosa fa? Sposta l'alfiere, ovviamente l'alfiere deve rimanere su questa diagonale in modo tale da creare almeno un'inchiodatura al pedone F2 per attaccare con la torre il pedone B2. Quindi la donna è inchiodata alla difesa del pedone B2. Il bianco si libera giocando B4, ma ora questo pedone rimane debole, che infatti è subito attaccato dalla donna. Donna C7 che attacca il pedone. Ora, tramite torre D3, il bianco raggiunge il suo scopo, ovvero ha la torre sulla colonna numero 3 per portarla in F3, ma allo stesso tempo difende anche questo pedone che è stato minacciato. Ora il nero gioca G6, ovviamente lo scopo di giocare G6 è quello di spostare il re e poi giocare F5. In questo modo riesce a creare un'avanzata di pedoni devastante. Quindi lo scopo di G6 è quello di giocare F5. Ovviamente adesso non si può giocare subito F5 perché c'è il re inchiodato, quindi prima bisognerebbe spostare il re e poi F5. Quindi G6. Il bianco intuisce il gioco, quindi gioca G4, poiché dopo che il re si sposta, F5 non si può giocare poiché il pedone G6 è inchiodato dalla donna. Quindi donna G4 e re G7 comunque per consolidare la situazione. Torre F3 attaccando F7 e se la torre scende su F7 ovviamente crea un doppio. L'unico modo per difendere il punto F7 è ovviamente rientrare con la torre in F8. Ora il bianco gioca veramente in maniera molto astuta. Ha un alfiere campo chiaro che si muove solo sulle case chiare e ha la regina posizionata sulla diagonale bianca. Quindi che cosa gioca? Punta sul ricevere il potere sulle case bianche, quindi cerca di far muovere i pedoni sul nero in modo tale da creare dei buchi sulle case bianche. Facendo muovere i pedoni sul nero al nero, non fa altro che ostacolare le vie all'alfiere nero e aiutare a creare dei buchi bianchi. H5, minacciando la struttura pedonale, e il nero praticamente è costretto a giocare G5 ed ecco che su F5 si crea un buco che la regina va subito ad occupare. E ovviamente il bianco poi minaccia di entrare tramite donna F6 e varie catture, quindi donna E7 è una mossa obbligata, quindi ora il nero si trova con la torre obbligata in F8 e la donna obbligata in E7, i pedoni non si possono muovere e c'è solo l'alfiere che si può muovere. Quindi ora il bianco ha tutto il tempo a disposizione per andare in B3. Infatti ora il nero fa tutte mosse
di attesa, che sono le uniche mosse che può fare. Re e 2, re di 3, re c4, donna c7 scacco, re b3. Ovviamente la donna è costretta a ritornare qui ed è così che il bianco è riuscito a portare il suo re in una posizione ottimale per cercare di agguantarsi la vittoria.